Venerdì sera all'interno di una zona dedicata alla movida a Canicattì in Piazza Dante, una decina di persone se le sono date di santa ragione a essere coinvolte. Sono stati dei gruppi di ragazzi davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi, che volevano trascorrere momenti di spensieratezza. Sul posto, lanciato l'allarme, sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine. Ancora non è chiaro cosa abbia innescato la lite iniziale, ben presto si è trasformata in una maxi rissa. L'ipotesi degli investigatori è che i ragazzi che si trovavano in Piazza Dante, zona della movida cittadina, nel fine settimana è affollata da tanti giovani, avessero bevuto troppo. Gli inquirenti hanno così avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Di grande aiuto sono i filmati delle camere installate nella zona. La rissa, secondo i primi accertamenti, avrebbe coinvolto tra 10 e 15 ragazzi, alcuni dei quali sono residenti in città. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, rassicura la città di Canicattì e al vaglio degli inquirenti il video che sta rimbalzando sui social e su WhatsApp della 2 giorni della maxi rissa che è scoppiata appunto venerdì notte in Piazza Dante a Canicattì. Il questore afferma: come ne abbiamo identificati alcuni, ora bisogna capire quali sono le cause e chi ha avviato gli scontri. Alcuni saranno denunciati, dichiara il questore. I poliziotti in queste ore stanno lavorando per chiudere il cerchio.